Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Buonasera a Marietto che è in viaggio e vi saluta tutti quanti, mi ha detto di salutarvi. Buonasera a Vale, buonasera a Daniela, buonasera a Maurizio Antonio, bentrovati anche a tutti coloro che ci raggiungeranno fra poco o nel corso di questa diretta. Dunque grazie come sempre di essere qui, di scegliere la mia compagnia. Vi ricordo che abbiamo mezz'oretta di tempo, durante questo spazio risponderò a una domanda gratuita e chiedo gentilmente di lasciare spazio ai nuovi del canale così che tutti abbiano la possibilità appunto di rispondere, scusate, di ottenere una risposta anche loro appunto. Dunque, vedo che c'è un utente Facebook di cui non si vede il nome. Gentilmente, caro utente Facebook, autorizza StreamYard a leggere i commenti così che potrò vedere chi sei e salutarti. Ciao Ionela, ciao Maria, ciao Assunta, ciao Valentina. Bene, ciao Chiara. Bene, bene, mi fa piacere, c'è un po' di gente questa sera. Abbiamo ricominciato la settimana, una settimana insomma di inizio autunno, si comincia a sentire di nuovo l'arrivo appunto di questo cambio di stagione. Allora, vi ricordo come formulare la domanda. Durante questa diretta dovrete mettermi il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda precisa. Se la domanda riguarda qualcuno a voi caro, mettetemi anche il nome e la data di questa persona, così che io riesca a raccogliere la scia vibratoria corretta e a dare una risposta, quantomeno il più attendibile possibile. Detto questo, vi ricordo che gli appuntamenti settimanali proseguono mercoledì sera alle 20:30. So che il Marietto farà la diretta alle 10 sui canali YouTube e sul suo diario Facebook, dunque ci sarà sicuramente del movimento perché farà le sue sibille trash, diciamo così. Dunque, come si dice, pane al pane, vino al vino, con il suo stile unico. Dunque restate sintonizzati perché sicuramente avrete del tempo spassoso e comunque delle risposte anche con lui. Vi ricordo anche che siamo disponibili per consulti privati a pagamento, dunque se vi interessa un approfondimento o uno spazio di 45-50 minuti tutto vostro, durante il quale appunto potrete avere più risposte o comunque approfondire moltissimo l'argomento che vi sta a cuore, non esitate a chiamarci perché il prezzo di un consulto è 20 euro, come vi ho detto il tempo del consulto sono 45-50 minuti, dunque è un tempo abbastanza prolungato e esteso. Bene, detto questo, vi ricordo anche che siamo quasi pronti con gli ebook, abbiamo già ricevuto alcune richieste, dunque stiamo lavorando sulle rifiniture, poi tra poco il Marietto mi raggiungerà, dunque andremo molto molto più spediti. Bene, detto questo, vi ricordo che l'ebook, vi faccio vedere la copertina, dunque potete prenotare la vostra copia se chiaramente vi interessa la radionica, soprattutto la radionica che si coniuga all'ermetismo, dunque alla magia. In effetti alcuni circuiti sono veramente straordinari e sappiate che sono completamente personalizzati con la stringa che è vostra, unica, personale, esclusiva. Dunque un'attivazione per ogni singolo circuito che viene appunto elaborato con la vostra rata radionica personale. Inoltre all'interno dell'ebook è contenuto un altro circuito sempre unico che mette in connessione tutti gli ebook fra loro, rafforzando moltissimo il lavoro degli ebook, sia singolarmente sia di gruppo, perciò più gente lo possiederà e più si rafforzerà anche il potere proprio degli ebook. Trovate questi ebook sul nostro sito www.ilcapitano.altervista.org, dunque non esitate a chiedere
eventualmente delucidazioni. Comunque abbiamo parlato di alcuni di quei circuiti nelle dirette di qualche tempo fa, adesso mi sembra un 15-20 giorni fa, dunque cercateli eventualmente. Bene, ma proseguirei, andrei alle risposte perché vedo che ci sono già delle domande e vorrei soddisfare più persone possibile. Cominciamo dalla domanda di Vale. Vorrei sapere se Mirko, 19 aprile 85, vuole recuperare l'amicizia con Valentina, 14 aprile 86. Allora, vediamo se Mirko ha intenzione di, cioè, vediamo così, vediamo che intenzioni ha Mirko verso Valentina, così ci facciamo sorprendere dalle sibille, vediamo cosa ci raccontano loro. Mirko 19 aprile 85, Valentina 14 aprile 86. Grazie, vediamo un po' cosa ci dicono. È molto determinato, un tipo volitivo. Diciamo che al momento con quella stesa lì non sembra, scusami, con quel taglio. Ma le sibille poi ci raccontano altro, guardiamole insieme, così più o meno sono tutte inglobate, ma poi mostrerò l'esito alla fine. Allora, domestico, donna di servizio, lettera, dottore, amica. Allora, effettivamente era un'amicizia piuttosto sentita e lui ti è stato accanto in molti momenti e soprattutto molto disponibile almeno come linea iniziale mi sembra veramente una linea molto positiva, effettivamente era un valido amico. È un'ottima persona, infatti mi viene la carta del Gran Signore e della donna maritata che comunque mi dice, adesso io non so se il motivo per cui compaia una donna maritata è perché lui abbia una fidanzata, una moglie, qualcuno stabilmente al suo fianco che probabilmente ha a che fare con il vostro ménage e dunque magari può essere che uno dei motivi del suo allontanamento possa essere da ritrovarsi in questa persona, come pure può essere che comunque nei confronti della vostra amicizia abbia comunque un atteggiamento conservativo. Sì, ok, magari si è allontanato, vedo che infatti sono subentrate delle, cosa possiamo dire, dei sospetti, dei dubbi, perché lo vedo pensieroso di un qualcosa, dunque diciamo che questo può averlo in qualche modo impensierito abbastanza da farlo allontanare, però guarda, vedi che c'è l'amante, casa, amore, dunque ci sarà ancora l'opportunità e la possibilità di avvicinarsi, però è chiaro che un qualcosa è cambiato, vedi che c'è poi l'ammalato la superbia, dunque l'affetto che lui ha nei tuoi confronti non è cambiato, comunque continua a volerti bene, però probabilmente per qualche ragione non si fida più, oppure forse ha dato tanto e in certi momenti o non ci sei stata tu, oppure non lo so, oppure è subentrato un qualcosa, vedi che qua ci sono motivi d'orgoglio. Comunque la situazione cambierà. Devo dirti che è un amico valido. Vedi, cambierà e anche l'esito è molto positivo, dunque ci sono margini di recupero. Io penso che lui abbia intenzione comunque di recuperare, ma ci vorrà tempo, devi dargli un po' di tempo perché secondo me vedi che qua lui è sospettoso e qui ha le sue ferite e il suo orgoglio, dunque ci vorrà un pochino, non so che cosa sia successo fra voi, la domanda in fondo non era quella, la domanda era se lui ha intenzione di recuperare l'amicizia. Allora, andiamo avanti, passiamo alla prossima domanda, che è quella di Ionela. 4 febbraio 79 Ionela chiede se riesce a cambiare casa. Vediamo subito.
Allora, Ionela, 4 febbraio 79, riesce a cambiare casa? Mm. Allora, sacerdote e malinconia. C'è una qualche situazione sospesa che sembra di natura burocratica. Allora, ladro, ammalato, viaggio, superbia, artista. Allora, la mia sensazione legata a questa prima linea è che sia subentrato un contrattempo importante che possa aver portato delle perdite o comunque delle difficoltà che ti hanno portato a purtroppo a preoccuparti o magari c'è stato qualche imprevisto, una qualche situazione che veramente è stata difficile da gestire, che chiaramente non potevi neanche prevedere e che ti ha messo in difficoltà. Comunque è subentrato un qualcosa che non ti aspettavi e che ovviamente ti ha colpito alle spalle, in un certo senso ti ha portato a preoccuparti molto. E abbiamo qui anche un cambiamento di atteggiamento di quello che ritengo sia il proprietario, dunque per quanto riguarda l'attuale casa. Adesso vedo che allegria, fortuna, donna maritata stanza, comunque la situazione in questo momento sembra aprire uno spiraglio fortunato perché abbiamo effettivamente molto molto a breve, se non sei già all'interno proprio di questa fase, qualcosa di cui essere lieti. Probabilmente troverai e identificherai qualcosa di tuo piacimento, che è anche comunque fortunato, dunque o capiterà come proprio colpo di fortuna o per caso all'improvviso, e vedo appunto che c'è anche la possibilità di una visita, potrebbe essere una donna la proprietaria, oppure attraverso una persona amica che magari ti può dare una mano, qualcuno che ti può aiutare, può essere che tu venga a conoscenza di qualche abitazione o qualche cosa che può aiutarti nella ricerca della casa. Vedi, conversazione, riunione, consulenza sorpresa, io vedo delle possibilità, anche parlandone con le persone, ci sono veramente delle possibilità. Ora, io mi sto concentrando sulla domanda come se tu dovessi cercare la casa ideale e riuscire poi a cambiarla di conseguenza. Ma ad ogni modo vedo che cominciano a crearsi i presupposti molto nel breve periodo positivi per fare questo cambiamento, anche la possibilità di incontrare le persone giuste che possono darti una mano. Vedo anche una signora anziana che potrebbe anche essere in realtà la carta di un viaggio, di una visita, probabilmente la casa non è proprio vicinissima dove ti trovi adesso. Comunque direi proprio di sì, con un po' di buona volontà e probabilmente la collaborazione di un uomo che magari si occupa di questo, oppure un uomo che potrà aiutarti per quello che ti serve per fare questo cambiamento e questo spostamento. Guarda, pensiero, leggerezza, malinconia, allegrezza al cuore. Io vedo che pensi a posti lontani, e probabilmente la tua intenzione non è cambiare casa, magari restando nello stesso contesto, ma forse proprio cambiare aria. Ti vedo un po' in pensiero comunque riguardo a questo, cioè nell'esito c'è un po' di malinconia, probabilmente il cambiamento da una parte ti solleva, ma dall'altra ti farà riguardare indietro con un po' di nostalgia. Evidentemente qualcosa comunque di buono c'era in questo frangente di vita che hai vissuto stando in quella casa. Però guarda che sarai felice, le cose andranno bene e ci sarà più di un'opportunità per poter fare questo cambiamento. Andiamo avanti. Vediamo Daniela.
vorrei sapere se Domenico, 14 giugno 86, e Daniela, 15 agosto 82, faranno pace anche solo per amicizia. Allora, anche solo per amicizia chiaramente fa capire che c'era qualcos'altro e che comunque, pur di non perderlo, saresti contenta anche che rimanesse tuo amico. Dunque, vediamo un pochettino comunque cosa dicono le sibille e ricordo comunque a tutte le persone a cui ho dato una risposta oggi, che poi prossimamente risponderò a persone nuove, dunque per un po' ovviamente chiedo di avere pazienza, anche perché comunque le richieste sono numerose, mi fa piacere se posso dare una mano a tutti. Allora, mi sono cadute 4 carte e io penso che lui non voglia tornare come amico. Forse è legato più al discorso proprio sentimentale, e se è chiuso quello, probabilmente, sai, con quella carta della morte. Comunque ora vediamo cosa dicono le sibille, perché quelle sono carte che mi sono cadute, io in genere quando cadono le leggo comunque. Allora, Domenico e Daniela faranno pace anche solo per amicizia, grazie, vediamo un po'. Non era proprio un taglio bellissimo. Ma allora, io penso che nonostante tutta la buona volontà, l'amore sia concluso e purtroppo anche la possibilità di sistemare le cose non è più possibile. O proprio da come compare questa prima linea, sembrerebbe proprio che vi stiate allontanando e vi siate allontanati tantissimo. È vero che c'è qualche pensiero che viene fatto, magari anche la possibilità che possa nascere in una nuova forma, cioè c'è questa cosa, ma vedi malinconia e falsità, sarebbe una cosa fasulla, opportunistica, non ci sono le premesse perché possa esserci un'amicizia subito. Probabilmente ci sono di mezzo, e poi lo vediamo qua nell'esito, dei sentimenti troppo forti ancora per pensare a un'amicizia. Ma diciamo che qualche occasione può presentarsi nel prossimo periodo, vedi che c'è consolante sorprese e omaggio di preziosi, dunque qualche situazione che possa andare nella direzione che dici tu sembra nascere, ma vedi, poi c'è Deliranti, dunque comunque ci sono ancora delle situazioni dove potrete discutere, non siete ancora al livello in cui tutto è lasciato veramente alle spalle, non c'è più risentimento, ci si può parlare con serenità, ancora siamo lontani da quel punto. E non solo, poi vedo anche comunque che qualcuno nel futuro si inserirà in questa situazione, vedi nemica e allegrezza al cuore, comunque c'è il sopraggiungere di un qualcuno di cui forse avrai notizia, perché poi c'è la carta della lettera, della telefonata. Dunque, sì, da una parte potrebbero insorgere delle problematiche legate o ai pettegolezzi di una persona, qualche diceria, oppure proprio completa il quadro facendo capire che ci sono delle difficoltà, comunque delle divergenze che difficilmente possono essere colmate, sebbene qualche apertura poi ci sia. Dunque i potenziali sviluppi possono essere duplici, o si inserisce una seconda persona o una terza, diciamo così, fra voi due, dunque questo potrebbe sì, magari portare un momento di alleggerimento, ma comunque non c'è più l'esclusività o in ogni caso c'è un guardarsi intorno. Magari a te sta anche bene, però
credimi, con questa carta della nemica non sarà tanto semplice da gestire la cosa. Comunque, vedi che la possibilità di un chiarimento c'è, però vedi che resta l'orgoglio e la gelosia, che sono comunque sentimenti forti di rabbia, che portano a forti incomprensioni, a dispiaceri. Al momento, Daniela, al momento non lo vedo il recupero, non lo vedo neanche nei termini dell'amicizia. Sarebbe forse prematuro, oppure comunque ci sono ancora dei sentimenti negativi che influenzano la situazione attuale. Allora, rispondiamo a Mariangela. Buonasera, vorrei sapere se ci sarà un ritorno di Roberto, 15 marzo 78, e abbiamo Mariangela, credo che si chiami, 15 febbraio 80, però quando i nomi sono un po' così, confermateli nel testo, perché non riesco a capire se Mary è il diminutivo di qualcosa oppure non lo so, per favore confermatemi anche il vostro nome. Allora vorrei sapere se ci sono ancora sentimenti. Vediamo. Allora, vediamo com'è Roberto nei tuoi confronti e che intenzioni ha, così con un'unica domanda vediamo di riuscire a rispondere a questa tua richiesta. Allora, per favore Sibille, ditemi i sentimenti di Roberto e che intenzioni ha verso Mariangela, 15 febbraio 80, grazie. Allora, è caduta questa, comunque una brava persona. Questo Roberto, vediamo un po'. Allora, artista Belvedere. Beh, comunque ha le idee chiare, quantomeno su se stesso. Potrebbero comunque arrivare delle buone notizie, perché il Belvedere anche qua torna, vedi? Allora, forse, messaggero, leggerezza, donna di servizio, giovane fanciulla nemica. Allora, diciamo che nel passato è cominciato uno scambio di messaggi con una ragazza. O è una ragazza legata al posto di lavoro, oppure comunque una ragazza volenterosa, più giovane sicuramente di te, che sei la consultante. Vedi che però è una cosa leggera, un flirt. In ogni caso è chiaro che ha costituito una minaccia. Al momento devo dirti che falsità, fortuna, imeneo, costanza sono carte positive. Potrebbe anche parlare della possibilità di comunque, tenendo duro, chiarire, ma c'è questa carta della falsità e dunque temo che comunque sarebbe una parentesi momentanea, basata comunque su cose non stabili, non sicure e non del tutto trasparenti. Dunque, in effetti vedi che poi si crea di nuovo confusione tra voi e c'è l'inserimento di una persona, c'è comunque un terzo incomodo che arriva. Ora, potrebbe essere anche un qualcuno legato a te, perché vedo arrivare anche un giovane Bruno. Adesso potrebbe comunque essere anche lui stesso che si riavvicina in un certo senso, che torna all'ovile, però sappi che comunque ci sono delle carte non tutte semplici. C'è dunque una parentesi un po' opportunistica a breve, ma vedi che poi sembra proprio sopraggiungere qualcun altro, potrebbe essere qualcuno che sopraggiunge per te, attenzione. Dunque, consolante sorpresa, morte, amante e pensiero. Ma io penso che sarebbe meglio se tu ti guardassi intorno, perché ho la sensazione che comunque quella cosa si chiuderà, ma arriverà qualcun altro. Dunque,
anche perché, sai, lui è un bravo ragazzo, abbiamo visto dal taglio, poi mi è caduta anche una carta, comunque è una persona a posto, ma uh, potrebbe esserci qualcun'altra, capito? E qualcun altro per te. Andiamo avanti. Rispondo a Lia. Allora, Lia, se lo scrivi di nuovo che non riesci ad avere risposta, io non ti rispondo veramente, perché questa è la seconda volta che provo a risponderti. Cerca di guardarti la diretta. Qua testimoni 15 persone che sono lì che guardano, che sto rispondendo a Lia, non dico il cognome perché tanto è scritto, sto rispondendo a Lia. Io ti sto rispondendo, dopodiché ti vai a guardare la diretta se non la stai guardando, perché, e poi io risponderò ad altri. Non dire che non hai una risposta perché 2 settimane fa ti abbiamo risposto io e il Marietto. Ora, visto che continui a dire che non riesci ad avere la risposta, significa che non hai guardato indietro. Ti do un'altra opportunità, ma poi basta. Allora, Lia, 6 marzo 69, Franco, dopo 23 anni di convivenza è finita davvero o se tornano insieme? Franco, la sua data? 13/10/51. Ok, l'hai messa. Allora, vediamo se tra Franco e Lia può esserci un ritorno. Grazie. E mi raccomando, Lia, non fare la domanda poi te ne vai, guardatela la diretta. Ma il sentimento c'è ancora, cavoli. Sai, però non penso che ci sarà il ritorno. Messaggero, falsità, fortuna, fortuna, mercante, denaro. Allora, il passato non è male, ma c'è comunque questa carta, la carta della falsità, che non è sempre brutta, attenzione, perché sta a indicare anche la capacità di cogliere le opportunità, dunque il sano opportunismo, anche perché è circondata da 2 carte positive, dunque magari diciamo che come linea del passato ci dà un indizio di che tipo, che probabilmente una notizia, una cosa, qualcosa comunicato o per lettera o per mezzo telefono, ha creato un'opportunità fortunata, soprattutto per quanto riguarda probabilmente le faccende lavorative, vedo lavoro e denaro, dunque un consolidamento di qualche tipo verso nuovi progetti o nuove realizzazioni. E possibilmente è questo che lo ha spinto ad allontanarsi. È chiaro che nessuno lascia una convivente di 23 anni, cioè da 23 anni per il lavoro. Ci sarà stato sicuramente qualcos'altro, quello è un po' la scusa, diciamo così, ufficiale. Ma mi sembra più che lui comunque attualmente abbia delle difficoltà, comunque è una persona in gamba, capace, valida, diciamo che ancora abbastanza energico, vitale. È chiaro che c'è un qualcosa che lo turba, eh. Io penso che tra malinconia e dottore probabilmente lui stia affrontando un percorso suo personale dal quale sta aspettando delle risposte e probabilmente non ha voglia di combattere eh, dandoti preoccupazioni. Forse è un percorso che vuole fare da solo, o di mezzo c'è magari qualche figlia che ha disturbato per questioni economiche. Sai, è difficile inquadrare bene la vostra situazione anche perché io non conosco nulla a parte quelle cose che hai scritto nella domanda. Dunque, quello che ti posso dire è che con le carte che ci sono non vedo la possibilità di un ritorno al momento. Probabilmente non si esclude che per il futuro possa anche accadere, però ho la sensazione che ci siano degli impicci a cui lui sta dando comunque priorità.
dispiacere, nemica, dunque, sai, lui lo vedo fra l'incudine e il martello, come se da una parte stia lottando con un qualcosa e dall'altra riceva delle notizie non positive, non belle. È chiaro che la carta della costanza comunque è una carta di riuscita, ma probabilmente la riuscita è nel riuscire a sentirvi o comunque a ristabilire un contatto, ma non vedo al momento, vedi che ci sono delle carte complicate, non sono serenissime. Cioè lui è una persona molto valida, però o ha dedicato tanto della sua vita al lavoro e adesso comunque ha lasciato indietro delle cose che deve sistemare, soprattutto può avere delle preoccupazioni anche sue fisiche, di salute, ci sono delle cose che deve mettere a posto. E dunque secondo me non, oppure comunque ci sono state anche delle discussioni che hanno coinvolto, o ci saranno delle discussioni che coinvolgono o una figlia o qualcuna, vedi, giovane fanciulla vicino al militare. Dunque, dispiacere, cioè, non mi sembrano carte di ricongiungimento, perché ci sono state delle grandi, grosse incomprensioni e non lo vedo come, non la vedo questa possibilità per il momento, Lia. Senza contare che magari adesso lui alla lunga può anche essere che lui ti veda un po' come una figlia, non so come spiegare. È cambiata la sua visione. È cambiata la sua visione. Ha altre preoccupazioni, non lo so. Allora, Sofia, ciao Ilde, vorrei sapere se venderò casa, 31 ottobre 68. Certo, Sofia, guardiamo. Sibille, ditemi se Sofia venderà casa. Grazie. Sacerdote nemica. C'è un qualche impedimento a livello burocratico? C'è qualche impiccio, qualcosa che va chiarito? Perché quando compare il sacerdote ci sono o beghe legali, magari legate a una qualche separazione. Allora, vedi che per ora ti vedo in procinto di stringere un accordo che poi sfuma per la casa. Allora, partiamo dall'inizio. Messaggero, artista, stanza, morte, nemico. Allora, si è sicuramente, cioè hai incaricato qualcuno, qua vedo un artista a occuparsi di questa cosa, vedi, l'hai incontrato, però morte, nemico, dunque magari gli accordi o le cose che sono venute fuori non erano proprio a tuo favore completamente, magari o la valutazione è stata più bassa di quello che ti aspettavi, o comunque subito non è stato possibile per via di qualche impedimento riuscire a partire, o magari ci sono stati dei momenti dove hanno visitato la casa, perché questo potrebbe anche essere una visita, no? Un sopralluogo, ma poi non è andato bene, ci sono stati degli impedimenti, delle cose, vedi che ci sono gli ostacoli che porta il nemico. Ora guarda, Imeneo casa, dunque è proprio un accordo nella linea del presente, addirittura col mercante potrebbe essere un accordo che sembrerebbe favorevole, ma poi guarda qua, disgrazia. Dunque, se stai per firmare un qualcosa, non la firmare, non la firmerai, non è adesso. Arriverà un'altra proposta, ma non sarà della, adeguata alle tue aspettative, diciamo così. Però, dottore, allegria e gran signore, mi sembra che comunque, a parte questa che sfuma, un'altra offerta che
non sarà delle migliori. Vedo però un'altra possibilità che si apre, vedi? Dottore, allegria e gran signore. Dunque può essere veramente magari una figura professionale indipendente, un uomo tra i 40 e i 50 anni che si farà avanti e che probabilmente sarà un acquirente valido. Potrebbe essere un libero professionista, probabilmente o proprio un dottore, un avvocato, qualcuno comunque che ha un titolo di studi di un certo tipo, anche se l'artista ha anche un titolo di studi, diciamo che però più che un titolo di studi potrebbe essere comunque una posizione onorevole, socialmente positiva. Comunque magari farà un piccolo investimento, qualcosa. Mi sembra comunque che ci sia una buona prospettiva. Vediamo un po'. Donna maritata, belvedere, prigione, giovane fanciulla. Allora, da una parte tu avresti voluto tenerla quella casa, forse è la casa dove, non so, hai cresciuto i tuoi figli, vedi che c'è la carta della donna maritata, però c'è anche il bisogno, l'aspettativa di una risposta che tarda ad arrivare. Dunque io vedo dei ritardi sullo stringere questo accordo o sul vendere la casa. In ogni caso ci vai vicina un paio di volte, ma ancora non vedo la sostanza subito. Dobbiamo aspettare questo gran signore perché si muova qualcosa e comunque dovremo vedere poi come va. Benissimo. Allora, io per questa sera vi saluto, vi ricordo comunque l'appuntamento di mercoledì sera, tornate a fare le domande. Mi raccomando, perché io riesca a rispondervi, ricordatevi di arrivare prestissimo, probabilmente perfino 1 o 2 minuti prima che io mandi online la diretta, perché dovendo rispondere, ovviamente rispondendo in ordine cronologico, dunque in ordine di arrivo e con mezz'ora di tempo, facendo tra l'altro delle stesi abbastanza approfondite, non ho proprio materialmente la possibilità di rispondere a più di 5, 6, 7 domande quando siamo fortunati. Dunque il segreto è arrivare presto. L'altra cosa è che io chiedo ovviamente alle persone a cui ho risposto stasera di lasciare spazio ad altre persone. Bene, adesso vi saluto anche da parte del Marietto che tra l'altro mi sta chiamando. Grazie a tutti e buonasera, a mercoledì.